Buonasera, buonasera a tutti e a tutte amici e amiche da casa che ci seguite. Ci troviamo qui anche quest'anno insieme come centri missionari diocesani del Triveneto per vivere insieme la giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri. È la 30ª, è da 30 anni che la Chiesa italiana il 24 marzo celebra questa giornata. Una data non casuale, il 24 marzo del 1980, infatti in El Salvador, Monsignor Oscar Arnulfo Romero, vescovo di San Salvador, veniva ucciso mentre celebrava messa. Una data quindi che diventa simbolo, segno del martirio per tutta la Chiesa universale. Romero, pochi giorni prima della sua morte, durante un'omelia disse: se mi uccideranno risorgerò nel pueblo, nel popolo salvadoregno. E così è stato. Romero è il Santo d'America, subito acclamato santo dal suo popolo e poi innalzato agli onori degli altari molti anni dopo, ma è arrivato anche quel momento. E noi questa sera siamo qui per parlare di martirio, un argomento attuale, tristemente attuale per certi versi e in maniera molto bella e profetica per molti altri. E ne parliamo con degli amici, con degli ospiti che ci racconteranno storie di martirio che hanno vissuto in prima persona o che hanno vissuto persone a loro vicine. Lo facciamo anzitutto con Massimo Casa dell'Operazione Mato Grosso, che ci presenterà la figura di Nadia De Munari, che è stata uccisa in Perù il 24 aprile del 2021, dello scorso anno. Massimo la conosceva molto bene e ci racconterà questa sera qualcosa. Grazie Massimo di essere qui insieme a noi questa sera. Lo faremo con padre Claudio Bratti, che è postulatore della causa di beatificazione di padre Cosma Spessotto, suo confratello, frate, e ci racconterà anche lui, insomma, la storia di padre Cosma, anche lui originario delle nostre diocesi del Triveneto. Lo facciamo aiutati da Don Cristiano Bettega, che è il direttore del centro missionario della diocesi di Trento, che ci aiuterà a rileggere ogni testimonianza e ogni parola che ascolteremo questa sera. Ringraziamo anche Maria Grazia Salmaso, direttrice del centro missionario della diocesi di Vittorio Veneto, che ci aiuterà invece nella lettura del martirologio dei martiri e delle donne martiri delle nostre diocesi del Triveneto. Lei ci aiuterà in una lettura e in un ricordo di tutte queste persone che hanno dato la vita sull'esempio del Maestro, di Gesù. Ma lo facciamo anche insieme ad Agostino Rigon, che è il direttore del centro missionario di Vicenza, è il coordinatore di tutti gli uffici missionari del Triveneto ed è anche il direttore generale del Festival della Missione, un evento di cui ci parlerà e parleremo con te. Grazie Agostino anche della tua presenza. In ultimo abbiamo padre Cristian Carlassare, vescovo, fra 2 giorni sarà ordinato vescovo di Rumbek in Sud Sudan, ha vissuto un'esperienza molto forte lo scorso anno, ce la racconterà lui. Ti ringraziamo padre Cristian di essere qui e tanti auguri per la tua nuova missione che sta per cominciare. Bene, le presentazioni sono state fatte, cominciamo questo nostro percorso subito con un primo contributo video. La prima figura di riferimento che avremo è Nadia De Munari. Proviamo a conoscere attraverso questo video uno spezzone della sua vita, della sua missione e di quello che purtroppo è successo lo scorso anno e poi torniamo in studio per ascoltare qualcos'altro. A gennaio, prima di partire, proprio poco prima di partire, è venuta nel mio gruppetto di catechismo, ragazzi di seconda media, e abbiamo fatto assieme una cena del povero. E Nadia, mi ricordo, abbiamo fatto una cena molto semplice, patate e riso, e Nadia ha voluto ottenere il silenzio assoluto con i ragazzi prima di cominciare. E mi ha colpito perché i ragazzi sono stati veramente scioccati quasi da una cosa un po' forse anche banale, di mangiare delle cose semplici, e che poi però Nadia ha spiegato con delle diapositive dicendo: guarda, questo è quello che mangia la gente dove vivo io, che non ha niente. Ha fatto vedere le foto delle baracche, dei bambini, della povertà, della miseria. Ecco, io ammiro e ricordo proprio questo, la schiettezza di Nadia di arrivare il più possibile all'essenza delle cose. Quando lei ci raccontava dei bambini, dei suoi asili e delle famiglie che si trovava a conoscere, ci raccontava di situazioni che la facevano piangere, insomma, per il grado
problematiche, di povertà, di miseria, di violenza. È sicuramente un contesto molto molto difficile e molto più grande, ecco, anche delle capacità che lei, ma che tutti noi insomma, possiamo riconoscerci, per cui sicuramente un posto difficile. Però ecco, a me aveva colpito che lei non si era fatta avanti, anche nella fatica di una decisione, di una scelta così, però si era fatta avanti per andare a provare a dare un futuro migliore a questi bambini, e davvero quando lei ti parlava dei bambini le brillavano gli occhi e traspariva tutta la sua passione, tutto il suo bene per questi bambini degli asili, ecco, sicuramente. Rita, attenta! Nadia De Munari, laica dell'operazione Mato Grosso, lei originaria di Schio, del Vicentino. L'anno scorso, nella notte tra il 20 e il 21 aprile, nella sua casa di Nuevo Cimbote, un disperato entra in casa, la massacra, la aggredisce per rubare il cellulare, e Nadia poi morirà 2 giorni dopo. Massimo, raccontaci di lei, di Nadia. Provo a raccontarvi di Nadia da giovane, quando è cresciuta in un paesino della periferia di Schio, un paesino di campagna, Giavenale, una ragazza normalissima, in cerca di amicizie, in cerca di capire cosa fare nella vita. Ad un certo punto alcuni amici la invitano ad un'esperienza giovanile, diciamo, un'iniziativa del gruppo dell'Operazione Mato Grosso, e lei partecipa a fare queste attività che si concretizzano nel fare dei lavori per mandare dei soldi ai poveri. Ecco, questa esperienza le è piaciuta, si è incuriosita, ha cominciato a frequentare un po' di più questo gruppo, fino a desiderare di conoscere direttamente i poveri, perché dice: va bene, stiamo mandando giù i soldi in missione, però avrei bisogno di conoscere la gente a cui sto regalando qualcosa, e così parte per l'Ecuador. Si ferma 1 anno, e dopo questa esperienza forte resta segnata, perché è inevitabile per un giovane, quando conosci la realtà oltreoceano, o comunque anche vicina se vuoi, però sei staccato da tutti, fai un'esperienza di 1 anno staccato dalla famiglia, dagli amici, vivi una cosa, un tempo molto prezioso e particolare, e hai la possibilità di riflettere. Ecco, questa esperienza con i poveri in Ecuador la fa animare a continuare l'attività una volta tornata a casa, a concludere gli studi approfondendoli, lei è maestra d'asilo, e prepararsi assieme ad altri amici ad un passo maggiore. Ecco che allora, dopo qualche anno, decide di ripartire per il Perù, per una zona delle Ande, su a 3.400 metri d'altitudine, tra i poveri, e inizia un lavoro con i bambini e soprattutto con la formazione delle maestre. Quindi lei già da quegli anni comincia la sua attività di missionaria dedicata all'educazione dei bambini e della formazione delle maestre. Ecco, Nuevo Cimbote è il luogo dove lei lavorava fino al martirio, fino all'ultimo momento. Che realtà è? Dove si trovava esattamente? Cosa vuol dire Nuevo Cimbote per l'operazione Mato Grosso? Allora, Cimbote è una città della costa del Perù. Nuevo Cimbote è lo sviluppo di questa città. Allora, c'è un fenomeno preoccupante che dura da molti decenni, di una migrazione interna dei contadini delle Ande che pensano di andare a trovare il progresso, andare a trovare lavoro, andare a trovare la ricchezza, si trasferiscono nel deserto, perché Cimbote è una zona desertica, è proprio sabbia, e occupano dei pezzi di terra sperando che un giorno il comune, la municipalità li possa aggiudicare, li possa riconoscere e poter farsi una casa.
Il problema è che nel giro di poco tempo la città di Cimbote, con Nuovo Cimbote, è passata da 80.000 abitanti a 1.200.000 abitanti, che vivono in baracche quando riescono a costruirla, però i primi anni li passano con delle stuoie che mettono a forma di quadrato, e quello lì è il pezzettino di terra che hanno occupato. Io sono stato in ottobre di quest'anno, dell'anno scorso, a ritrovare i passi, i luoghi di Nadia, e non ho più riconosciuto i luoghi perché a distanza di 2 anni il panorama era completamente cambiato. Ecco che allora in questa realtà potete immaginare come una società si può sviluppare senza acqua, senza servizi e senza nulla in un aumento demografico così spaventoso. La violenza, la miseria, l'estrema miseria si sviluppa. È roba di ogni giorno. Ti faccio vedere una cosa, Massimo, chiedo aiuto alla regia, ti faccio vedere una foto, vediamo se ci aiuti a commentarla. Da una parte abbiamo Nadia, giusto? E dall'altra parte chi abbiamo? Questa foto è una foto bella perché ricorda anni antichi. Padre Daniele Badiali sta facendo colazione con Nadia in una delle case delle missioni dell'Operazione Mato Grosso in Perù. Padre Daniele Badiali è stato ucciso da dei sicari che l'hanno rapito. Lui si era fatto sostituire, aveva rapito una volontaria nel 97 e lui ha fermato i rapitori e ha detto prendete me. Dopo qualche giorno è stato giustiziato perché probabilmente lui aveva riconosciuto i rapitori e quindi è stata un momento molto difficile dove potete immaginare come anche tutta l'attività dei volontari e dei missionari viene messa completamente in discussione. Ma non sono solo loro due del Mato Grosso che hanno conosciuto la violenza fino alla morte, è vero, ce n'è un terzo? Sì, nel 1992 Giulio Rocca, valtellinese, aveva appena deciso di entrare in seminario. È stato rapito, sequestrato da un comando di Sendero Luminoso, guerriglieri, che non sopportavano che si facesse la carità, perché la carità addormenta le coscienze, è l'oppio dei popoli, quindi non potevano sopportare questa cosa. Hanno sequestrato Giulio, l'hanno giustiziato in strada, gli hanno messo un cartello di monito per manifestare la loro questa idea politica, insomma, ecco. Anche quello è stato un momento, è stato il primo momento difficile che abbiamo affrontato come missionari presenti lì, perché le visite di Sendero Luminoso erano frequenti nelle nostre missioni, però non si aspettava che si giungesse a tanto, insomma, ecco. Grazie Massimo. Don Cristiano, vita donata, quella di Nadia. Cosa dice una figura come la sua, una laica che sceglie di spendere la sua vita per gli altri? Cosa dice oggi al mondo missionario? Cosa dice oggi alla Chiesa? Grazie, ma penso che dica una cosa fondamentale, cioè è una sorta, io la interpreto così, di riassunto del Concilio del Vaticano II, nel senso che noi nel nostro linguaggio comune, ancora oggi, no? Nelle nostre diocesi, nelle nostre comunità parrocchiali, quando pensiamo alla missionaria o al missionario, pensiamo al 99% dei casi a un religioso o a una religiosa. E sicuramente è fuori dubbio che tanta parte della storia missionaria appoggia le sue basi appunto su figure di donne e di uomini appartenenti a un istituto o a un altro, no? Pensiamo a San Daniele Comboni, avendo qui un padre comboniano, ma lo stesso Francesco d'Assisi, padre Daniele, padre Ugo, cioè quante sono le figure che per la loro vita donata all'interno anche di un istituto religioso o come fondatori a loro volta di un istituto o di un ordine, è chiaro che probabilmente non sarebbero riusciti a fare e a mettere in piedi tutto ciò che sono riusciti a mettere in piedi se la loro vita donata non fosse stata interpretata così. Però è anche vero che non possiamo fermarci lì. Io trovo molto, molto significativa una frase che abbiamo ascoltato nel video poco fa, di una testimonianza su Nadia, la ricerca dell'essenziale.
Ecco, io credo che quando un uomo o una donna, battezzata o battezzato, indipendentemente da come sta interpretando la sua vita e da come la sta così spendendo o valorizzando, quando una donna o un uomo cerca l'essenziale e lo trova in Gesù Cristo, in quel momento lì diventa missionaria, diventa missionario. Con tutto il rispetto, in Perù, come in una delle nostre diocesi, come in Sud Sudan, come altrove, perché l'obiettivo numero uno è questo, no? Se per me l'essenziale è Gesù Cristo, non so come dire, diventa trasparente anche al mio stesso sguardo, al mio stesso respiro in qualche maniera, no? Quindi ecco, credo per concludere che il fatto appunto di una donna appartenente a un'operazione ma di per sé consacrata dal battesimo, ecco, non consacrata in un modo ulteriore, no? È di monito per tutte e tutti quanti noi, cioè del fatto di dire attenzione che la tua vita diventa missione, indipendentemente da qual è il ruolo che tu rivesti, da qual è il posto in cui tu vivi e anche indipendentemente da quali sono le azioni che tu compi, perché è la tua vita in sé che diventa appunto missione. Grazie, grazie Don Cristiano. Rimaniamo in America, ma dal Sud America ci spostiamo verso il centro, andiamo in El Salvador. Padre Cosma Spessotto, un francescano originario di Mansué, quindi siamo nel Trevigiano, nel 1950, appena sacerdote, parte per El Salvador, il Centro America, dove rimarrà praticamente fino alla sua morte, avvenuta nel 1980, il 14 giugno, quindi diciamo nella stessa annata di Monsignor Romero, ma anche di altri. Vediamo prima uno spezzone del video, come abbiamo fatto per Nadia, e poi parliamo con padre Claudio Bratti, che è stato postulatore della causa, e ci facciamo raccontare la sua storia. Perché matarían al padre Cosme? Perché uccisero padre Cosma? Durante la guerra civile quasi tutti noi religiosi eravamo visti come gente di sinistra, perché difendevamo i poveri, chi aveva bisogno, o perché dal pulpito denunciavamo i diritti umani calpestati. Padre Cosme era andato diverse volte in caserma dai militari a reclamare i catechisti che erano stati arrestati. Erano accusati di essere comunisti e generalmente venivano fatti sparire, uccisi e poi i loro cadaveri comparivano nelle strade. Padre Cosma, come altri confratelli, raccoglievano i morti nelle strade, celebravano il funerale e li seppellivano. Questa attività era vista dall'esercito, dai ricchi e dal governo del momento come un'azione provocatoria, come una minaccia. Padre Cosma, anche pochi giorni prima del suo assassinio, andò in caserma a reclamare un catechista e non glielo volevano dare. Padre Cosma prese la mano del catechista e disse al militare: «È il mio catechista e me lo porto via». A quel punto il comandante, abbiamo la testimonianza, gli disse: «Padre, non rispondiamo per la sua sicurezza». Durante la guerra questa espressione era una condanna a morte. Assassinare un sacerdote durante la guerra non dipendeva solo dal militare di zona, ma dipendeva dai militari di alto rango. La Chiesa cattolica in quel momento era divisa. C'erano dei sacerdoti che non avevano ben chiaro il conflitto. Qualcuno appoggiava il governo, qualche altro era più critico nei confronti della situazione. Padre Cosma era nel mezzo di questa situazione e il governo, l'esercito, gli squadroni della morte, i ricchi, videro in lui una minaccia ai loro interessi. Per questo fu assassinato. Padre Claudio, abbiamo sentito che Padre Cosma era uno che andava a prendere i catechisti arrestati, seppelliva i guerriglieri. Chi era Padre Cosma? Come è stata la sua vita missionaria? Un piccolo dettaglio molto importante è stata una testimonianza di una maestra di quel paese, che quando raccoglievo le testimonianze è venuto a dirmela, e lei è riuscita a capire il motivo della castità nella Chiesa cattolica. Padre Cosma ha abbandonato, ha detto così con precise parole, ha abbandonato la sua famiglia in Italia e ha fatto sua la famiglia qui a Mansué, scusatemi, a San Juan Nonualco.
Infatti padre Cosma ha dedicato tutta la sua vita alla parrocchia. Sapeva molto bene che rischiava. A fin dei conti, quando che è scoppiata la guerra civile, come che ha spiegato lì il fratello della ONU, che si trovava in San Juan Nonualco, ecco, il problema era la posizione della Chiesa in quella situazione. La tentazione della violenza era forte, perché non si vedeva un altro modo di poter cambiare le strutture. Però padre Cosma insisteva molto, anche con i suoi fedeli e le sue prediche. Non si può fare l'opzione della violenza, è anti-evangelica. Quindi lui insisteva moltissimo in 2 principi, anche direi con un terzo, ma in 2 principi. Prima di tutto bisogna difendere i diritti di Cristo e della sua Chiesa. Dopo spiego perché. Il secondo principio è bisogna essere super partes, cioè non si trova la soluzione nell'estrema destra e neanche nell'estrema sinistra, ma nel dialogo. E la Chiesa dovrebbe diventare il luogo dove questo dialogo avviene. Questa era la sua posizione e la ripeteva continuamente. Quando lui ha parlato di bisogna difendere i diritti del Cristo e della Chiesa, purtroppo l'estrema sinistra aveva una brutta abitudine: occupare le chiese e dopo chiudersi dentro e per una settimana utilizzarla come una tribuna politica, facendo i suoi proclami e via dicendo. Però questo avveniva anche con una profanazione del luogo santo e lui questo lo sentiva fortemente. Quindi si è opposto. Ed è forse l'unico che è riuscito a impedire che i guerriglieri occupassero la sua chiesa. Questo che è costato un po' l'inimicizia di quelli di sinistra, ma quelli di sinistra l'hanno sempre rispettato. Questo bisogna capirlo. E dopo ha preso a cuore difendere la comunità. Infatti è andato continuamente al comandante della caserma che faceva degli operativi oppure delle spedizioni punitive sul popolo e lui richiamava: guardi che lei sta uccidendo persone innocenti. Poi quando ha incominciato a colpire i catechisti, ecco, allora lui è andato a richiamare i catechisti. L'accusa era che qualsiasi che si impegnasse per il popolo, per la promozione umana del popolo, ecco, era considerato comunista. E questo era appunto il punto sbagliato. E per questo motivo lui chiedeva la restituzione. Quest'ultimo caso di cui parla il frate della O, e il suo cognome, è precisamente quel catechista che poi il comandante gli ha detto: non si preoccupi padre, che lo manderò del ritorno, e che lo ha mandato cadavere, che è il funerale che gli è presentato. Padre Cosma è presentato prima di tutto come uno che ha difeso l'Eucaristia, nel senso di Cristo presente nell'Eucaristia, corpo di Cristo, è presente anche nella comunità che lui ha cercato di difendere davanti agli abusi dell'estrema destra, che sarebbe in questo caso l'esercito. Per questo motivo difendere i diritti del Cristo e della Chiesa. Quello di essere super partes non si può dire che la soluzione sia dall'estrema destra e neanche dall'estrema sinistra, e insisteva, non ha mai preso una posizione politica, non ha mai fatto nomi e cognomi. Soltanto quando ha cominciato a rendersi conto che qualcuno incominciava a fare delle false accuse davanti ai militari, che ha provocato tante morti, e soprattutto tra i giovani della sua parrocchia, allora ha cominciato a parlare contro i Caines. Questo è stato un termine che ha utilizzato molto spesso. E anche lui insisteva su questo argomento. Queste mie mani hanno battezzato i ragazzi che adesso si trovano e da una parte e dall'altra. Padre Claudio, il 14 giugno del 1980 cosa succede per Padre Cosma? Il 14 di giugno del 1980 Padre Cosma era andato alla città di San Salvador per un esame e avevano già trovato un inizio di cancro a quei tempi del fegato, che non c'era né chemio né radio, quindi si sapeva che era andato così. Comunque di ritorno al suo paese, stato accompagnato da un suo compagno di scuola, padre Filiberto Dal Bosco,
Lui alle 4 ha celebrato la messa per il ragazzo che era stato ucciso dai militari, che era un universitario. I militari non sopportavano gli universitari. Appena si sono accorti che era un universitario, lo hanno fredato nel paese davanti a tutta la gente. Quindi è stato un omicidio pubblico, un'esecuzione pubblica. E ha celebrato la messa di 9 giorni, come dicono loro, di questo ragazzo, e dove che ha fatto una forte predica contro i Caines. Questo è stato alle ore 16. Alle ore 7 c'era un'altra messa, ma questa la diceva padre Filiberto. Lui si trovava davanti al tabernacolo, nel suo inginocchiatoio fatto apposta, in cui cercava di leggere le letture della domenica per prepararsi la messa della domenica. La chiesa era vuota, non erano ancora arrivati i fedeli per la messa, mancavano forse 5 minuti, sono entrati questi 3 membri dei militari, travestiti da donna. Ecco, sono entrati dentro, lo hanno chiamato e lo hanno crivelato. Nella fuga hanno perso i vestiti che avevano da donna e per quello si è saputo tutto il resto. Questo è quello come è stato ucciso. Grazie padre Claudio. Don Cristiano, chiediamo aiuto di nuovo a te. Perché il Vangelo, quando è vissuto radicalmente, ti porta a rischiare la vita, come è successo a padre Cosma, come abbiamo sentito essere successo anche a Nadia? Penso prevalentemente perché i poveri danno fastidio. Pensiamo soltanto a noi quando li incontriamo per strada nelle nostre città, tendenzialmente giriamo lo sguardo, facciamo finta di non vedere, no? A meno che non siamo in qualche modo obbligati. Danno fastidio, non vengono sopportati, non so come dire, insomma, li vorremmo in qualche maniera togliere dalla nostra vista. E se è vero che siamo chiamati a riconoscere Gesù in ogni fratello, in ogni sorella, o meglio in ogni uomo, in ogni donna, è anche vero che prevalentemente l'incontro lì, nel povero. Allora è chiaro che nel momento in cui, come abbiamo sentito dalla testimonianza appunto, ma anche prima per Nadia o così per tantissime altre persone, quando io capisco che la mia vita è Gesù Cristo, lo vado a cercare ovunque e lì dove lo trovo prevalentemente è inevitabile che io faccia di tutto per schierarmi. Se è vero così l'idea, il principio di rimanere super partes rispetto a posizioni politiche, cosa che credo sia molto sana, come posso rimanere super partes di fronte a un uomo o una donna che soffrono? E allora lì è chiaro che nel momento in cui io mi schiero, perché di questo di fatto si tratta, no? Nel momento in cui io mi schiero dalla sua parte, mi schiero contro chi quell'uomo o quella donna lo vuole in qualche modo eliminare. Ma sono maledettamente, credo, reazioni o storie, insomma, che vediamo anche qui, nei nostri contesti. Esatto. Okay. E la vita l'ha rischiata davvero, padre Cristian Carlassare, vescovo eletto a Rumbeck, ma fra pochi giorni consacrato anche. Negli stessi giorni in cui Nadia De Munari moriva in Perù l'anno scorso, aprile, tu poco prima, padre Cristian, avevi anche tu vissuto un'esperienza drammatica. Sì, mi sembra in questo momento che Gesù mi stia chiedendo: credi che io sia venuto a portare pace? E io gli risponderei: sì, Signore, davvero tu sei venuto a portare la pace, ma una pace diversa da quella che il mondo conosce, una pace che è quella del cuore, una pace che esiste e si fa spazio in mezzo a tante contraddizioni, come quello che mi è anche successo all'ingresso nella diocesi di Rumbeck. Un mondo che purtroppo conosce tanta violenza e come persone di fede dobbiamo saper portare questa violenza perché non diventi più grande, perché non si allarghi, portarla come Gesù l'ha portata sulla croce. Ecco, sono arrivato in diocesi di Rumbeck il 15 aprile, il 25 aprile ho ricevuto notizia della morte di Nadia dai miei fratelli, che la conoscevano di persona, e ovviamente è stata una giornata in cui ho portato nel mio cuore la sua figura e il lavoro che l'OMG fa in Latino America. E quella sera, quando queste persone sono arrivate alla mia porta,
sparando per rompere la serratura, e sono uscito affidandomi al Signore, sentendo che Nadia era lì, anche lei presente, con il sacrificio che aveva fatto della propria vita e che ci chiamava e mi chiamava anche a me di vivere con lo stesso spirito di donazione. A un anno di distanza da quel momento lì, quali riflessioni sono maturate in te, se si sono fortificate le iniziali, quelle appunto che hai vissuto già quella sera, ne sono nate di nuove? Io ringrazio il Signore di questo tempo. Non volevo allontanarmi dalla diocesi, ma ne ho avuto bisogno per riabilitarmi fisicamente, finalmente posso camminare, ma anche per riabilitare il cuore, perché le ferite più gravi sono quelle che portiamo nello spirito. E sono cosciente che le ferite che porto sono immagine di altre ferite che sono presenti nella società e nelle persone anche che hanno compiuto questo. Sempre penso che sì, sono ferito, ma le persone che mi hanno ferite sono molto più ferite di me. E in questo anno ho incontrato tante persone che mi sono state vicine, le chiese locali, le comunità religiose. Ho sentito anche una comunità cristiana del Sud Sudan che chiede la presenza del proprio vescovo, e quindi ripartendo ora mi sento di affidarmi nuovamente al Signore, che custodisce la nostra vita e la fa rinascere in ogni momento. Nessuno può aggiungere un'ora della propria vita, e affidarmi anche a questa chiesa locale, che è la chiesa di Rumbek, che cammina con il proprio vescovo. E noi ti auguriamo buona missione, fra pochi giorni quindi tornerai in Sud Sudan, diventerai vescovo, comincia una nuova missione. Un parte hai già risposto, però ti chiedo proprio sul profilo umano, sei emozionato, preoccupato, c'è qualcosa che, quali sentimenti accompagnano un vescovo di una diocesi che hai già servito da sacerdote, da missionario? Da parte mia tanta gratitudine, perché il camminare con questo popolo che cerca la liberazione è un dono, e parto con questa gioia, con la gioia di vivere ogni momento, perché come se fosse l'ultimo, come se fosse il più importante, e quindi andando oltre i nostri programmi e le nostre strategie, fondamentalmente mettere davanti i volti e le storie delle persone che incontriamo. Grazie allora, buona missione. Luci nel Mondo, che sta realizzando ci sta aiutando a realizzare questa serata, sarà anche presente alla tua ordinazione, quindi ci documenteranno, ci racconteranno. Siamo grati anche a loro per questo servizio, perché credo che tutto il mondo missionario italiano e non solo sarà insieme a te in quel momento. Sentiti veramente accompagnato da tutti noi, da tutta la Chiesa che è in Italia. Quindi buona missione, Padre Christian. Non cristiano, torno da te ancora. Mi viene da chiederti, dopo tutto quello che abbiamo sentito e che mi ha come un pugno allo stomaco, ho faticato un attimo, ho dovuto prendere respiro nel porgere le domande a Padre Christian. Il martire è colui che perde la vita, colei che perde la vita perché si consegna agli aguzzini a imitazione del Maestro Gesù. Possiamo dire così? Sì, io mi permetto di pensare che si consegna ai fratelli e alle sorelle, anche quando questi potenzialmente diventano aguzzini, appunto, magari non solo in forma fisicamente violenta, ma magari mentalmente o verbalmente violenta. Io credo che anche quello che abbiamo sentito sia forse il commento esistenziale più bello a quelle parole che tutte le volte in cui celebriamo, e il celebriamo non è il prete, ma è il popolo, a tutte le volte in cui celebriamo l'Eucaristia, prendete e mangiate perché questo è il mio corpo che è per voi, non è per me. No? Allora io credo che stia lì un po' non so come dire, il segreto, da una parte il pilastro che ci tiene in piedi, ecco, di fronte ad ogni sorella, ad ogni fratello che potenzialmente diventa ostile, direi, non so come dire, chiuso
no? verso di me, verso la mia persona, ma diventa ancora di più, non so, ecco, l'indispensabile perché la nostra vita continui ad essere, con tutti i nostri limiti, continui ad essere una vita donata. Certo, è solo a imitazione del maestro con l'M maiuscola, è chiaro che la sua lo è al 100%, la nostra no, ma del resto non abbiamo alternativa. Pur sapendo il grande gap, no? La grande distanza che c'è tra la nostra possibilità di donazione e quella di Gesù, però non abbiamo alternativa. Se vogliamo essere credibili di fronte a noi stessi, se posso dire così in prima persona, e ancora di più di fronte al popolo in mezzo al quale siamo, e ripeto, qui è ogni credente, non è il prete, o il religioso o la religiosa, è ogni battezzato, no? Nel momento in cui vogliamo essere credibili di fronte a noi stessi, di fronte alle persone che abbiamo attorno, è questo è il mio corpo che è dato per voi, altrimenti anche quella cosa, quella liturgia che magari tutte le domeniche o comunque o forse anche quotidianamente celebriamo, e ancora sottolineo, non è il celebrare del prete ma è il celebrare del popolo, altrimenti tutta questa commedia bella, significativa, ma lì che viene chiusa, no? In quella mezz'ora, 3/4 d'ora, un'ora, e chi si è visto si è visto. Grazie ancora, Don Cristiano. Triveneto, terra di martiri, potremmo dire, terra di missionari. Il Triveneto, nella sua storia è sempre stato inteso come il polmone missionario per la Chiesa che è in Italia, questo respiro dei popoli portato da tanti missionari e volontarie che in giro per il mondo hanno donato la vita, e alcuni appunto l'hanno anche donata totalmente, ecco, attraverso il martirio. Questa sera ne abbiamo presentati alcuni, con tanta emozione, con tanta vicinanza, come veramente fossero amici e amiche di tutti noi che siamo in ascolto in questo momento, a parte i nostri amici qui presenti che hanno conosciuto veramente sulla propria persona o perché accanto a queste figure. Ma non sono i soli. In questi 30 anni, sapete, nel 1992 le Pontificie Opere Missionarie Italiane hanno affidato ai giovani, al movimento giovanile missionario, quello di ogni anno preparare, organizzare questa giornata di preghiera e digiuno, proprio in memoria dei missionari e delle missionarie martiri. Del Triveneto in questi 30 anni ne sono passati tanti. Allora io ringrazio Maria Grazia Salmaso, che anche lei questa sera qui con noi, direttrice del Centro Missionario di Vittorio Veneto, che ci aiuterà a scorrere alcuni, non tutti certamente, ma alcuni dei missionari e delle missionarie che hanno donato la vita in questi 30 anni. Grazie Maria, grazie a te. Grazie a te. Confesso che ascoltare queste storie mi ha emozionato tantissimo. Sì. Mi ha commosso ascoltare le storie dei presenti e di queste persone, e anche è una bellissima occasione proprio di riconversione del cuore, ascoltare queste storie di persone che sono state uccise per la propria fede, per un qualcosa in cui credevano, per aver scelto l'essenziale, come diceva prima Don Cristiano, e che in qualche modo hanno si sono dedicati radicalmente e hanno, come dire, provocato delle reazioni nelle terre in cui vivevano. Ma c'è anche dietro a queste persone la scelta di restare vicini ai poveri, quindi molte provocazioni. Parto da Louise Lindner, originaria della diocesi di Bolzano, ucciso in Brasile il 16 maggio del 2002. Viveva nelle favelas a Salvador di Bahia e stava con i poveri e li difendeva. E in particolare ha visto delle cose legate al mondo della droga, al traffico di droga, che erano scomode, e per questo è stato ucciso. Katina Gubert, laica di Trento, e insieme a lei Ottorino Maule di Vicenza, Saveriano, e Aldo Marchiol, anche lui saveriano, della diocesi di Udine, uccisi il 30 settembre del 1985. Qui siamo in Burundi, una guerra tra etnie tragica, dove schierarsi era comunque un rischio molto alto, e loro si sono schierati trovando in questo la morte.
Suor Teresa dalle Pezze era una missionaria comboniana di Verona, uccisa in Mozambico il 3 gennaio del 1985 sulla strada tra Carapira e Nacala nel nord del paese del Mozambico. Si è trovata in una sparatoria, si sono nascosti e lei non si è più rialzata. Padre Cosma Spessotto della diocesi di Vittorio Veneto, morto il 14 giugno dell'80, di cui abbiamo sentito parlare, testimonianza molto profonda e interessante. E accanto a lui anche Nadia Munari, anche di lei abbiamo già parlato, no? Ha speso la vita per i bambini, il suo amore, la sua passione. Il 24 aprile del 2021 abbiamo sentito che è mancata. Poi abbiamo Don Ruggero Ruvoletto della diocesi di Padova. Nel settembre del 2009, il 19 settembre, in Brasile, a Manaus, lavorava per le persone povere. Si dice di lui, no, che era la speranza per molte persone. Olga Raschietti della diocesi di Vicenza, Saveriana, e insieme a lei Benedetta Boggian della diocesi di Padova, 2 saveriane in Burundi, anch'esse dentro questo conflitto etnico che il 7 settembre 2014 perdono la vita a seguito di un'aggressione. Poi abbiamo padre Ezechiele Ramin della diocesi di Padova, detto Lele, e qui in Italia, lì Ezechiel, comboniano. Lavorava nell'Amazzonia con i più poveri, anche lui schieratosi con gli ultimi, il 24 luglio dell'85 perde la vita. Padre Giuseppe Moretto della diocesi di Treviso, frate cappuccino, siamo in Africa, in Angola, lì da anni come missionario, perde la vita il 27 maggio del 1985. Grazie, Sono grazie 12 Maria, figure. grazie di questo passaggio. Ancora una volta nello scorrere i nomi vedevo le teste dei presenti che sentendo si abbassavano, come a dire ho conosciuto una persona che conosco, una persona che ho avuto modo di incontrare, proprio perché in effetti è bello potersi sentire un unico corpo, un'unica chiesa, un unico corpo, e ciascuno sente sulla propria pelle anche quando succedono perdite di questo tipo. Don Cristiano, il tema che la Fondazione Missio ha scelto per vivere questa 30ª giornata di preghiera in memoria dei missionari martiri, quest'anno è Voce del Verbo. Questo verbo oggi, questa voce, cosa dice oggi alla Chiesa, a noi, nel 2022? Penso che continui a dire quello che Giovanni l'Evangelista ha scritto 1900 anni fa più o meno, nel suo prologo, cioè il verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, no? Quindi non un Dio che se ne sta al di sopra delle nuvole nella sua beatitudine, affacciato al poggiolo del paradiso a guardare giù quello che succede dicendo vabbè, problemi vostri, arrangiatevi, ma un Dio che diventa carne, e non 2000 anni fa con l'incarnazione storica, diciamo così, ma ieri, oggi, domani, sempre. Quindi un Dio che fa di tutto, e se lo vuol fare lo fa, evidentemente ci arriva, fa di tutto per così dire, per mescolare la sua vita a quella degli uomini e delle donne appunto di oggi, di quell'eterno oggi o di quel costante oggi che è la vita nostra, no? E quindi con tutte le contraddizioni, con tutte i drammi, con tutte le miserie, con tutte le povertà, indubbiamente anche con tutta la ricchezza però, con tutta la straordinaria bellezza che la vita di ogni donna e di ogni uomo porta dentro di sé e attorno a sé. Io credo sempre di più che sia questo, insomma, ecco, quel verbo che si fa carne, dove il farsi carne, perdonatemi, torno all'esempio di prima, non è tanto il pane dell'Eucaristia, ma è il pane della vita di ogni persona. È vero. E il martirio non riguarda solo persone singole,
ci sono intere popolazioni che vivono il martirio inteso come popolazioni che subiscono il dramma della guerra, della carestia, il disastro ecologico, il dramma dell'ingiustizia. Non possiamo in questo periodo storico certamente non rivolgere lo sguardo verso il nostro est, in quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina, un dramma che riguarda quei popoli, ma che ha trovato il sentire di tutto il mondo, soprattutto ecco, della nostra Europa, che siamo proprio geograficamente anche vicini a queste situazioni, che non sono le uniche. In Myanmar, per esempio, si sta consumando anche lì un martirio, inteso come un dramma, che sta riguardando intere popolazioni. Si parla di centinaia di migliaia di sfollati che scappano anche lì da una guerra che fa meno notizia nei nostri nei giornali, nei nostri rotocalchi nazionali, ma che continua ad andare avanti in maniera interrotta ormai da tantissimi anni. Noi abbiamo delle informazioni a riguardo perché sapete che come diocesi del Triveneto, come centri missionari e diocesi del Triveneto, ormai da oltre 20 anni abbiamo una presenza di 4 fidei donum che si sono alternati negli anni in Thailandia. Thailandia, che una parte di questa Thailandia in questo momento sta vivendo proprio l'accoglienza di profughi che scappano dal Myanmar. Allora io vi farei ascoltare la videotestimonianza che abbiamo raccolto da Don Ferdinando Pistore, che è uno dei 4 fidei donum che in questo momento si trovano lì, che ci dà un attimo un quadro di quello che sta succedendo e poi ci fa una proposta alla fine di cui però ci diciamo dopo il video. Un saluto a tutti voi, carissimi amici dei centri missionari del Triveneto. Io sono Don Ferdinando, un prete di Vicenza, nel gruppo dei preti Fidei Donum in servizio qui in Thailandia. Nella nostra parrocchia di Lamphun, appunto, la maggior parte di quelli che frequentano la nostra parrocchia sono immigrati birmani, venuti a Lamphun nelle varie fabbriche, nelle varie imprese per lavorare. Ovviamente la situazione che si è creata in quest'ultimo anno nel Myanmar ci ha coinvolto, perché i nostri parrocchiani, i birmani che sono qui a lavorare, i cattolici, hanno i loro parenti, familiari lì nello stato del Loei-Ko e del Kayah, e in modo particolare nella diocesi di Loei-Ko, dove da un anno a questa parte, noi sappiamo, ecco, si sono create delle situazioni raccapriccianti. E tutti conoscono la storia, e quasi un anno fa la giunta militare ha fatto un colpo di Stato. Dopo proteste pacifiche da parte della popolazione, c'è stata una repressione violenta della popolazione, con scene proprio di violenza, persone prese, incarcerate, torturate, uccise, e ha creato una marea di sfollati. Ecco, questa marea di sfollati sfugge dai centri abitati, alcuni si rifugiano nelle chiese e devono scappare a volte nei campi, nelle foreste, all'interno proprio del Myanmar, di questa provincia del Kayah. E lì appunto noi abbiamo il contatto con uno dei preti, padre Charlie, e lì ha creato un centro di assistenza per questi sfollati all'interno della stessa provincia. E poi un altro prete invece, sempre birmano, che però opera nella nostra diocesi di Chiang Mai, al confine proprio, nella provincia di Mae Hong Son, all'interno della quale ci sono stati vari campi profughi, perché quelli che riescono a venire all'estero, a passare il confine, sono richiusi ovviamente in questi campi profughi. Ecco, quindi quello che noi abbiamo tentato di fare è essere vicini, trovando le vie ovviamente sicure e adatte, garantite con i collegamenti diretti, per sostenere l'attività di questi 2 sacerdoti che sono per noi un grande esempio proprio di fede, di impegno sociale e anche un esempio per noi sacerdoti proprio di dedizione di vita. All'inizio l'emergenza principale e quasi unica era quella proprio di trovare cibo, concretamente riso, perché la gente moriva di fame, di freddo e non c'erano medicinali. Poi un po' alla volta si è creata anche l'esigenza di sostenere i bambini, perché ci sono tanti bambini e ragazzi. L'emergenza educativa, grazie anche appunto a quello che arriverà dalle diocesi del Triveneto, va a sostenere le prime necessità e purtroppo la situazione è in degrado progressivo. E qui vorrei ringraziare non solo a nome mio personale, ma a nome anche di tutti i preti del Triveneto, Fidei Donum. Noi siamo preti diocesani, ecco, che lavoriamo qui, tentiamo di fare quello che possiamo. Vorremmo ringraziare perché all'interno di una situazione così difficile come quella che si vive adesso in Europa e in Italia, c'è il problema del Covid, il problema della guerra in Ucraina,
Ecco, io vorrei ringraziare tutti voi per aver aperto il cuore anche a un'altra situazione più lontana geograficamente, però ecco, non meno drammatica per quello che crea nelle popolazioni e nei cuori delle persone, in modo particolare dei bambini, ecco, che si trovano ad affrontare a volte scene raccapriccianti e situazioni di bisogno veramente gravi. Come sapete, il tempo quaresimale nelle nostre diocesi del Triveneto è consuetudine che venga vissuta la Quaresima con uno sguardo solidale, con un impegno anche solidale per diversi progetti. Quaresime di fraternità, quaresime missionarie, un pane per amor di Dio, ogni diocesi ha un modo per vivere anche questo tempo qui. Come avete sentito dalla testimonianza di Don Ferdinando, quest'anno, a parte i progetti che ogni diocesi ha messo in cantiere di sostenere attraverso ecco, la solidarietà delle proprie comunità, come centri missionari del Triveneto abbiamo deciso insieme di sostenere questo progetto. Pertanto, che di sicuro avete già avuto modo di conoscere, ascoltare attraverso i vostri centri missionari, ringraziamo di cuore quanti hanno già donato o quanti questa sera, conoscendo anche questa iniziativa, si appresteranno a farlo. Grazie, grazie veramente di cuore. Vivere per dono è il titolo di questa trasmissione. Vivere per dono va benissimo con la tematica del martirio, porta in sé questa espressione vivere per dono proprio tutto il senso della martiria, ovvero della testimonianza fino alla fine. Ma in realtà l'abbiamo preso in prestito questo titolo, questo slogan, Vivere per dono, perché è anche lo slogan che accompagna i lavori, il prossimo Festival della Missione, un'iniziativa che è già alla seconda edizione. Agostino Rigon, come dicevo all'inizio, è direttore del Centro Missionario di Vicenza, ma è anche coordinatore di tutti i centri missionari del Triveneto ed è anche il direttore generale dell'organizzazione del Festival della Missione. Agostino, cos'è il Festival della Missione, questo appuntamento che avremo come Chiesa Italiana il prossimo autunno? Il Festival della Missione vuole essere diciamo una grande agorà, un'occasione, un'opportunità che ci diamo in un momento anche così difficile, così delicato per noi, per l'Italia, per il mondo intero, per alzarci in piedi come cristiani, battezzati, come uomini, come donne, come missionari e missionarie e andare e scendere in piazza in mezzo alla gente. E il festival vorrebbe essere un luogo di incontro, di ascolto delle persone, ma anche un laboratorio di ricerca delle tracce dell'uomo, di umanità, così a brandelli in questo periodo, così fortemente minacciata, e cercando anche le tracce della presenza di Dio in questa umanità, che sono tante. Dove vivremo il Festival della Missione in questa sua seconda edizione? Allora, il Festival della Missione si svolgerà a Milano tra il 29 settembre e il 2 ottobre, tra giovedì e domenica. Sarà un evento nazionale, sono coinvolte tutte le nostre diocesi italiane. Noi in particolare del Triveneto, ma del nord Italia, abbiamo collaborato in modo più stretto con la regione ecclesiastica lombarda proprio per realizzare questo momento che vorrebbe essere di auspicio per un futuro migliore. Il Festival della Missione offrirà dei contenuti sia per adulti ma anche per il mondo giovanile, quindi sono invitati anche giovani alla partecipazione del Festival della Missione. Assolutamente, il target è a 360 gradi, aperto a tutti, in particolare abbiamo avuto l'adesione, la risposta della pastorale giovanile della Lombardia, in particolare della arcidiocesi di Milano, ed è chiaramente organizzato con una serie di format, di eventi all'interno di questi giorni che cercheranno di soddisfare le esigenze e le domande di tantissimi interlocutori. E il tema che, come tu stesso ci accennavi prima, era proprio vivere per dono, e mi pare che all'interno di questo ascolto, in questo momento di condivisione in cui sono state narrate le storie importanti, no? Di Nadia, di padre Cosma, di padre Cristian, e vivere per dono acquista un senso ancora più significativo. A me viene in mente un aspetto importante della missione, la missione come una grande storia d'amore. E c'è un'espressione che vorrei così
condividere con voi di Wisła Szymborska, che è una poetessa polacca, premio Nobel della letteratura 1996. Una sua poesia dice queste parole: non ha fine il mio stupore, guarda come mi batte forte il tuo cuore. Questa espressione, secondo me, raccoglie in modo sintetico e in modo magistrale il modo che Dio ha di amare noi. E noi non siamo solamente così preziosi come le pupille dei suoi occhi, ma siamo nel suo battito, nel suo cuore, un Dio che percepisce il battito di ognuno di noi, dell'umanità intera. Ebbene, le storie raccontate dai nostri missionari, da coloro che sono martiri, ma anche da coloro che continuano a vivere e stanno sul campo in questi tempi, ci raccontano quanto loro condividano i battiti del mondo, i battiti delle persone, i battiti dei popoli. E questo è quello che fa sì che la missione sia indissolubilmente legata al mondo e diventa anche un luogo, svolge anche un ruolo di svelamento e dà la possibilità a noi di riscoprire, di riconoscere e di ritrovare le tracce dell'uomo e le tracce di Dio in questo mondo. Grazie Agostino, grazie. Non vediamo l'ora di partecipare allora al Festival della Missione. Se questo è ciò che ci aspetta ed è solo una presentazione di ciò che ci aspetta, non vediamo l'ora di partecipare. Sarà l'opportunità per tutte le diocesi italiane, per tutti i centri missionari, quindi di partecipare a questo evento. Siamo alla fine, ai saluti finali. Io intanto ringrazio voi che siete stati presenti qui, avete condiviso la vostra vita, la vita dei vostri amici e amiche, ed è stato fondamentale. Io penso che anche per gli amici e le amiche che sono a casa sia stato un bel momento di chiesa, di respiro, di chiesa universale. Quindi grazie a tutti voi. Dobbiamo ringraziare la Fondazione Missio, un organismo pastorale della CEI, perché i video che avete visto, che abbiamo mandato, gli spezzoni di video che abbiamo mandato in onda, sono proprio tratti dal materiale che la Fondazione Missio ha messo a disposizione di tutte le diocesi italiane per l'animazione della giornata dei missionari martiri. Sono solo degli estratti, i video sono molto più corposi e scendono più in profondità rispetto ai testimoni di cui abbiamo sentito, pertanto siete invitati a visitare il sito della Fondazione Missio e far visita a tutti i materiali che sono stati preparati da Luci nel Mondo, che ha preparato quei video e ha preparato questa trasmissione, quindi un altro grande grazie va a loro, e un grazie a tutti i centri missionari della diocesi del Triveneto, perché abbiamo lavorato insieme in questo progetto, ci abbiamo creduto. L'anno scorso è nato un po' per rispondere a esigenze legate alla pandemia, non potevamo trovarci momenti di preghiera nelle nostre diocesi, pertanto è venuta fuori l'idea di poter fare una veglia di preghiera a distanza e trasmessa in TV. Non abbiamo voluto perdere l'occasione quest'anno, non per fare un momento di preghiera, ma immaginiamo un momento alla stessa altezza formativa e capace di poter dare una carezza ai cuori di ciascuno di noi che questa sera da casa abbiamo vissuto questo momento. Un grande grazie, buona Quaresima, buona giornata dei missionari martiri, buona missione a tutti.